sentenze e ricorsi, il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre è stato dichiarato legittimo, soddisfatti i comitati promotori. E a poche ore dalla sentenza del Consiglio di Stato si accende già il dibattito politico a partire dalla data su cui si dovrà andare a votare. Il presidente di Astonautica Roberto Magliocco fa il punto sulla sicurezza dopo l'incidente costato la vita a 3 persone. Poteva essere una strage, dice, anche per i pescatori. Il Cobas sul piede di guerra dopo l'esito del referendum sul contratto decentrato dei dipendenti comunali e lanciano un messaggio ai sindacati che l'hanno firmato. Paura nel tardo pomeriggio lungo l'autostrada A4, un tir si è schiantato perdendo enormi bobine di ferro, 5 le auto coinvolte, feriti e code. Controlli della Guardia di Finanza tra ristoranti, bar e campeggi a Jesolo, scoperto molto nero tra i lavoratori stagionali, l'importo delle multe erogate è di quasi 200.000 euro. Un nuovo gommone accessibile alle persone disabili in carrozzina è stato varato a Malamocco, promotore del progetto un paziente dell'ospedale San Camillo del Lido. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque il referendum per la separazione da Venezia e Mestre è stato dichiarato legittimo dopo molti mesi di battaglie, sentenze e ricorsi. Soddisfazione naturalmente da parte dei comitati promotori. Il referendum per la separazione di Venezia e Mestre è legittimo, l'ha dichiarato il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR del Veneto del 14 agosto 2018. Una sentenza importantissima, spiega il portavoce del Comitato 25 aprile, che nel suo statuto riconosce proprio l'importanza di avere 2 distinti comuni autonomi. È fondamentale perché da un lato ristabilisce la gerarchia delle fonti, ovvero la preminenza della Costituzione sulla legge che ha istituito la città metropolitana. Da un altro lato è fondamentale perché invito tutti a leggere le motivazioni. Praticamente il Consiglio di Stato sottolinea come il ricorso portato avanti dal Comune di Venezia e dalla città metropolitana sia stato un ricorso teso a impedire ai cittadini di esprimersi sull'assetto del loro comune. Terzo luogo, questo ricorso infondato e fatto da consiglieri eletti dal popolo per non far votare i cittadini ha comportato spese e perdite di tempo e quindi noi invitiamo con forza a capire che è tempo di avere 2 comuni separati con una loro identità e dignità, 2 comuni che all'interno della città metropolitana sarebbero 2 tra 44 comuni, quindi non si vede perché ci debba essere il comune di Torre dei Mostri, di Quarto Altino, di Stra, ma Mestre non abbia la sua dignità di comune. Entusiasta uno dei principali promotori del referendum, Marco Sitran. L'importante non è primeggiare, ma l'importante è lasciare anche alle future generazioni un territorio meno desolato di quello che ritroviamo adesso. La divisione del Comune di Venezia e ridare dignità a 2 città vuol dire innanzitutto rinnovare un territorio devastato e soprattutto offrire a Venezia la possibilità di ottenere uno statuto speciale che la può salvare da questo turismo devastante e dai tanti interessi economici su Venezia che hanno sicuramente negato residenza ai cittadini. Da qui un messaggio per il governatore Zaia e il sindaco Brugnaro. A Zaia il fatto che non abbia appellato con noi una sentenza davvero assurda che negava i poteri che la Costituzione attribuisce alla Regione la dice lunga sulla volontà di Zaia di portare avanti le istanze autonomiste. Zaia non ha mai amato Venezia e questa è la dimostrazione più lampante. Riguardo a Brugnaro, Brugnaro è stato eletto grazie ai voti dei referendari insieme alla Lega, il giorno dopo si è rimangiato la parola, ci ha definiti 4 sfigati, ha fatto 6 ricorsi al TAR. Non ho altri commenti da aggiungere. E a poche ore dalla sentenza del Consiglio di Stato in città parte già il dibattito sul voto a partire dalla data del referendum. Quella è una legge regionale, leggeremo la sentenza, dopodiché daremo adempimento alla sentenza. Le posso solo dire questo in questa fase, visto e considerato che ancora la sentenza l'ufficio legale non ha letta. Cercheremo di capire anche quali saranno le fasi nella gestione di tutta questa partita e la legge va applicata. Del resto stiamo parlando di una sentenza che ha valorato che la legge regionale è corretta.
Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato legittima la richiesta di referendum per la separazione di Venezia e Mestre. La notizia ha immediatamente riacceso il dibattito attorno a un tema che oramai agita periodicamente la vita politica cittadina dal 1979. Questa volta però il quinto referendum sul tema arriva a un passo dal rinnovo del Consiglio Comunale. Per questo anche la data del voto diventa motivo di discussione. In una nota i vertici del Partito Democratico di Venezia si dicono convinti che la scelta più responsabile e chiara sia quella di votare il prima possibile. Secondo il deputato Andrea Ferrazzi, indire il referendum dopo il voto amministrativo del 2020 metterebbe una spada di Damocle sulla testa della futura amministrazione comunale. Urna il prima possibile anche per il Movimento 5 Stelle. La capogruppo in regione Erika Baldin saluta con favore una sentenza del Consiglio di Stato che afferma i principi della democrazia diretta. Il Movimento 5 Stelle comunque, almeno per il momento, non ha dato indicazioni di voto. Io credo che questo sia il quinto referendum, 4 volte è stato detto di no e la conoscete molto bene quella che è la nostra posizione. Noi pensiamo che la separazione in 2 comuni sia un danno per le 2 città, perché le 2 città, come dicevo, sono intimamente connesse, ma storicamente intimamente connesse ed è una complessità che è unica. Cominciare a sviscerare questa complessità credo che faccia perdere l'unicità. Chiedo alla Regione di indicare quanto prima la data e invito i cittadini a esercitare il diritto di non andare a votare per l'ennesimo referendum sulla separazione. Per questo motivo non farò nessuna campagna elettorale, lo afferma in una nota il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo l'ammissione da parte del Consiglio di Stato del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Per Brugnaro le conseguenze sarebbero drammatiche se dovesse vincere la tesi separatista. E invece nel prossimo servizio sentiamo che cosa ne pensano i veneziani di questo referendum. Che opinione ha sul referendum di separazione Venezia-Mestre? Diciamo che le separazioni non sono mai belle. Certo è che Mestre e Venezia sono 2 realtà completamente diverse che hanno bisogno comunque di attenzioni molto diverse. Quindi se una separazione riesce a mettere d'accordo le 2 realtà, cosa che mi sembra un controsenso, ok. Sono contrario. Perché? Siamo un tutt'uno. Siamo un tutt'uno, dobbiamo rimanere uniti. Assolutamente, assolutamente. Sono andati tutti i ragazzi, soprattutto, tutti i giovani sono andati a Mestre, perché è molto comodo anche avere la macchina, andare a fare le spese, insomma, qui, lì, vendendo qua, o anche si comprava una villa se avevi qui una casetta, quindi. Venezia non è Mestre e le esigenze sono diverse. Andrà meglio con 2 comuni separati? Non lo so, siamo pochi e credo che il referendum non serva a tanto, però da veneziana c'è la speranza. Sono 100 anni che vogliono farlo, è una follia. Perché? Perché hanno speso delle cifre enormi per rifare, che senso ha? Non hanno ancora capito che se il senso è quello, si rifà. Dov'è la domanda? Vuole la gente farlo, ma bisogna chiederlo 100 volte? Vorremmo proprio separarci. Perché? Perché Venezia è un'entità e Mestre è un'altra, sono state accorpate, adesso pare che siano 2 cose diverse. Penso che Mestre sia automaticamente un'estensione di Venezia e non si possono separare. Sono 4 volte che lo fanno e viene sempre bocciato. Forse questa è la volta buona magari. Perché lei è per la separazione? A questo punto, siccome sono 2 città distinte, 2 città in effetti anche se lo stesso comune, potrebbe essere una cosa forse valida a questo punto. Voltiamo pagina e torniamo a parlare dell'incidente nautico al Lido in cui hanno perso la vita 3 persone. Rimangono ancora tante le domande alle quali gli inquirenti cercano di dare risposte.
Al dolore per la scomparsa dei 3 piloti morti a Lido nello schianto del motoscafo offshore col quale avevano appena polverizzato il record di velocità da Montecarlo a Venezia, si accavallano in queste ore i tanti interrogativi di una tragedia le cui cause rimangono ancora tutte da stabilire. Il fascicolo aperto dalla Procura di Venezia non ha al momento indagati né ipotesi di reato, solo tanti interrogativi in cerca di risposta. Se dall'autopsia disposta sul pluricampione Fabio Buzzi e sui piloti Luca Nicolini ed Eric Horn si potrà accertare se il decesso sia sopravvenuto a causa dello schianto per annegamento, risposte a diversi quesiti, a partire da chi fosse alla guida al momento dell'arrivo a Lido, potrebbero arrivare dalla testimonianza di Mario Invernizzi, quarto membro dell'equipaggio, sopravvissuto all'incidente e ricoverato all'ospedale civile di Venezia. Altri fronti sarebbero aperti per appurare le autorizzazioni di un passaggio ad elevata velocità dell'offshore a ridosso della diga e dalla conoscenza o meno del tentativo drammaticamente riuscito di battere il record di percorrenza Monaco-Venezia da parte della Capitaneria di Porto. Dall'imbarcazione posta sotto sequestro arriveranno ulteriori elementi. Sotto la prua dell'offshore sono presenti i segni evidenti del terribile schianto contro la scogliera della Lunata, la diga in mare costruita a protezione del Mose, tragico punto d'arrivo di un viaggio in mare lungo 2000 chilometri, percorsi in meno di 19 ore ad una velocità superiore ai 130 chilometri orari. Intanto il presidente di Assonautica di Venezia Rovigo, Roberto Magliocco, dopo l'incidente fa il punto sulla sicurezza e dice poteva essere una strage anche per i pescatori. Ritengo che sul tema della sicurezza ci sia stato qualche lacuna. Non è possibile che un bolide lanciato a oltre 135 km all'ora, 140, arrivi sotto costa senza che ci sia un minimo di segnale di accoglienza ma anche di servizio d'ordine. Da Genova, dove si trova per partecipare al Salone Nautico, il presidente di Assonautica di Venezia Rovigo, Roberto Magliocco, parla chiaro. Dopo aver portato il cordoglio e la vicinanza alle famiglie colpite dal lutto per le 3 persone decedute nell'incidente nautico, lancia un appello a migliorare la sicurezza in mare. L'impatto a quella velocità su una barca o su più barche di pescatori sarebbe stato tremendo non solo per i piloti della barca che tentava il record, ma anche dei pescatori. Occorre perciò, secondo Magliocco, intervenire anche a livello normativo. Ci sia bisogno di una regolamentazione per quanto riguarda le competizioni quando queste si avvicinano alla costa o all'entrata dei porti. Intanto, sul fronte delle indagini, il motoscafo offshore è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini. Assonautica piange però la scomparsa di 3 grandi uomini del mare. Tutti noi siamo in un momento di lutto, che piangiamo non solo lui, ma anche i suoi 2 copiloti che avevano con lui affrontato questa gara. Infine, l'augurio di una pronta guarigione all'unico superstite della tragedia. E speriamo che abbia una veggenza molto veloce. Questo ci serve da lezione per un'attenzione sulla sicurezza anche, che queste gare si portano dietro. Anche per Mario Invernizzi, però, nulla sarà più come prima. Schianto lungo il tratto dell'A4 tra gli svincoli di San Stino e Porto Gruaro, 6 mezzi coinvolti poco prima delle 17 in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione un tir si è schiantato perdendo delle grosse bobine in ferro. Nell'incidente sono rimasti coinvolte anche 5 auto con più feriti. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze con la polizia stradale e gli ausiliari del traffico di autovie. Inevitabili le code in una giornata già caotica per i tanti utenti in viaggio. Per evitare l'aggravarsi delle code, Autovie Venete ha disposto il bypass obbligatorio. Il traffico proveniente dalla tangenziale di Venezia e dal passante diretto verso Trieste è stato incalanato lungo la A27 A28 e fatto rientrare in A4 a Porto Gruaro. I Covas sul piede di guerra dopo l'esito del referendum sul contratto decentrato dei dipendenti comunali e lanciano un messaggio ai sindacati che l'hanno firmato. Parto da questo dato: nel 2017 al referendum contro il contratto sottoscritto dalla sola CISL erano andati a votare più di 2200 dipendenti. Questo
contratto sottoscritto invece proprio dal CGIL CISL UIL con l'amministrazione Brugnaro, che si è votato l'altro giorno, sono andati a votare in 1700, vuol dire che si sono persi più di 500 voti. Evidentemente questo contratto non convince molti dipendenti. L'esito del referendum, evidenziano i Cobas, sembrerebbe non convincere i dipendenti secondo questi numeri, anche se nel 2017 si era registrata un'affluenza superiore alla media per questo genere di consultazioni. I Cobas hanno sempre criticato questo contratto, cui le 3 sigle sindacali sono giunte dopo molte peripezie. È un contratto che prevede una falsa, non meglio definita meritocrazia, un bonus delle eccellenze che può essere pagato all'8% dei dipendenti del comune, che però non ha una valutazione oggettiva ma è altamente discrezionale. Inoltre, ad esempio, i soldi per i progetti vengono destinati nella quasi totalità alla Polizia Municipale, mentre secondo noi ci sono altri settori, pensiamo ad esempio al sociale, alle politiche sociali, ai colleghi degli assistenti sociali, che dovrebbero avere pari dignità di trattamento economico. Per questi motivi i Cobas rivolgono una richiesta. Chiediamo alle 3 sigle principali, CGIL, CISL e UIL, di ritirare la loro firma da un contratto che è evidente, che è un dato oggettivo, che i numeri lo dicono, che non convince i dipendenti del comune. E noi continueremo con la nostra, come Cobas, con la nostra operazione di informazione e di critica su quello che succederà, e vogliamo proprio vedere quali saranno i miglioramenti tanto sbandierati di questo nuovo contratto, che noi non intravediamo né nel contratto e tantomeno nel futuro, sia dei lavoratori che dei servizi che questi erogano. Nei primi 8 mesi dell'anno la Guardia di Finanza di Jesolo ha effettuato una serie di verifiche nelle strutture turistiche della città, campeggi, ristoranti, agriturismi e bar, nel corso delle quali ha individuato 65 lavoratori non in regola con la normativa in materia. Di questi 36 erano impiegati totalmente in nero, 13 datori di lavoro multati per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 190.800 euro, in parte pagate immediatamente dai trasgressori. In 3 casi le criticità riguardavano anche la sicurezza. I lavoratori in nero o irregolari sono in parte italiani, in parte stranieri, tra cui bengalesi, marocchini, moldavi, bulgari, argentini e cinesi. Molti di loro, in seguito alle verifiche dei finanzieri, sono stati regolarizzati e assunti. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Mestre per vedere quella che è la situazione nello spazio M9. Il suo arrivo ha rivoluzionato il centro di Mestre, accompagnato dal necessario dibattito e dalle inevitabili polemiche che tradizionalmente accompagnano questo genere di imprese. Ora le interpretazioni sulle presenze di visitatori del primo anno di attività dell'M9 riaccendono il dibattito. I 50.000 biglietti staccati dal Museo Interattivo del Novecento Italiano rappresentano il successo di una brillante intuizione o un flop? Per M9 quelle cifre che sono comparse sono cifre significative, perché solo il 2% dei musei italiani supera i 100.000 visitatori, poco di più superano i 50.000 visitatori, quindi già dal primo anno M9 si è collocato in una fascia alta. Poi è chiaro che il nostro obiettivo non è limitarci a 70.000, dobbiamo crescere di pubblico, ma perché crescendo di pubblico la nostra missione si compie in maniera completa. L'obiettivo del museo, dice Biscione, è di crescere, né regge l'obiezione che le vicende italiane possano risultare poco attrattive per un turismo come quello veneziano, composto da una forte presenza straniera. In tutti i paesi d'Europa ci sono i musei nazionali, cioè i musei che raccontano la storia del paese. E se va all'Imperial War Museum di Londra, al Museo Nazionale di Helsinki, tanti visitatori sono stranieri perché fa parte del percorso di visita. Varato a Malamocco, nella base nautica della sezione di Venezia della Lega Navale Italiana, un nuovo gommone accessibile anche a persone disabili in carrozzina. Il Lido di Venezia diventa così un modello in ambito nazionale. Promotore infaticabile del progetto inclusivo, un paziente dell'ospedale San Camillo del Lido, il trevigiano Giovanni Galifi. Un gommone accessibile a tutti, anche da chi è in carrozzina.
Un progetto realizzato in soli 5 mesi, bruciando le tappe di un percorso che normalmente sarebbe durato 4 anni. Promotore infaticabile del progetto è stato un paziente dell'ospedale San Camillo del Lido di Venezia, Giovanni Galiffi, coneglianese. Ebbene sì, il gommone per la libertà è diventato realtà e tutto questo è grazie a tanti sponsor e amici del mio territorio di Conegliano che mi hanno sostenuto. Il nuovo mezzo è stato varato l'altro giorno nella base nautica di Malamocco della sezione di Venezia della Lega Navale Italiana. A progettarlo Vincenzo Sorrentino, mentre l'iniziativa ha coinvolto appunto la Lega Navale Italiana, la Fondazione San Camillo, con la precedente gestione dell'ospedale da pochi giorni passata in mano alle suore Mantellate. Tra i vari sostenitori anche il Comune di Venezia e il gruppo operativo AISM del Lido. Io devo dire appunto grazie alle persone che spesso non vengono nominate ma che fanno un grande lavoro. Una scommessa diventata realtà. Ho lavorato giorno e notte io e Vincenzo Sorrentino, colui che ha creato questo comune. Io e lui l'abbiamo plasmato, non perché io abbia fatto qualcosa, ma insieme abbiamo visto in base alle esigenze. Mi ha costruito su misura questo gommone. Ora la sfida non si ferma qui. L'auspicio più grande è che il gommone per la libertà ci sia un gommone per la libertà in ogni marina d'Italia e del mondo. L'appello a tutti è quello di stare connessi. Ci saranno tanti altri progetti e sorprese, sempre nel segno dell'inclusione senza barriere. Si è svolta al Centro Culturale Candiani di Mestre la presentazione della mostra collettiva delle opere finaliste del Premio Mestre di Pittura 2019. Oltre 400 da tutta Italia e dall'estero sono state le adesioni al bando aperto a tutti che prevedeva l'esecuzione di opere di pittura a tema libero in piena libertà stilistica e tecnica. Una cinquantina i quadri esposti al Candiani fino al 13 ottobre a ingresso libero. Un ottimo esempio, ha commentato il sindaco Prugnano, dei frutti buoni che nascono dal lavoro di squadra, lanciando poi l'idea di esporre le opere vincitrici del Premio Mestre di Pittura al Padiglione Venezia della Biennale. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, sarà l'ospite di questa sera di 20 e 10. Con l'edizione veneziana ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare lentamente. La giornata di venerdì 20 settembre sarà dunque all'insegna della stabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo ancora a tratti coperto ma senza precipitazioni associate. Dal pomeriggio invece sarà via via più soleggiato. Temperature però ancora in lieve diminuzione, minime tra 8 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo, vedete, sarà sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature in calo anche qui, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, qualche nube in più sui settori meridionali ma senza conseguenze, più sole invece altrove. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime in calo sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.